scontato fare festa quando si vince, a Cittadella lo si riesce a fare anche dopo una sconfitta, se non altro per esorcizzare la delusione e ritrovare la carica in vista dei prossimi impegni. Ed infatti è stata una festa riuscitissima, quella organizzata dal Centro Coordinamento Club Granata in collaborazione con il gruppo volontari di Cauno Rai, che, come ha ricordato il presidente Andrea Gabrielli, di fatto chiude i festeggiamenti per i 40 anni di fondazione del Cittadella Calcio. Un momento conviviale, occasione per dimostrare ancora una volta l'incondizionato appoggio dei tifosi verso la squadra e la società. Oltre 300 supporters Granata si sono dati appuntamento sotto il tendone allestito nel parcheggio di Villarina. Presenti al completo l'intera squadra del Cittadella, lo staff tecnico e la dirigenza. E così, tra una portata e l'altra, i giocatori si sono volentieri prestati a firmare autografi e a farsi immortalare in foto con i propri tifosi. La serata, in perfetto stile Granata, non poteva che essere un pretesto anche per aiutare i bisognosi. Ed infatti l'intero ricavato della lotteria, che ha visto tra gli altri anche mister Foscarini e il direttore generale Marchetti aggiudicarsi alcuni premi in palio, è stato devoluto all'associazione Cittadella Vita, che dà una mano alle madri in difficoltà.